Alfredo. Alfredo, dimmi cosa sta succedendo. Voglio la verità. Alfredo, dici la verità, confessati. Se si tratta di un amante te la puoi anche risparmiare la tua verità perché non ti perdono. Dimmelo e non mi vedrai mai più. E va bene, ti dirò la verità. Non c'è nessun amante. Non rinuncerei mai a te, a mio figlio, alla mia famiglia, per una amante, per una banale avventura. Se non si tratta di un amante, mi vuoi spiegare cosa è successo in questi 6 mesi? Io ho passato 6 mesi duri, bruttissimi, d'inferno, per colpa di una diagnosi sbagliata. I medici avevano diagnosticato un tumore ai polmoni, ecco, te l'ho detto. Tu avevi un tumore ai polmoni e non mi hai detto niente. No, non io, il tumore, lo aveva Federico. Ma che ve lo dico? Federico, è vero? Ho passato 6 mesi di inferno, duri, da solo, come un cane, a combattere questa terribile verità. E se non fosse stato per Alfredo, che mi è stato vicino, molto vicino, troppo vicino. Praticamente Alfredo stava sempre qua. Io non lo so se ce l'avrei fatto a superare questo terribile momento. Non è vero, non ci credo. E perché non è vero? Allora, perché sono stato io. Ho detto Alfredo, non dire niente a nessuno. A me, mia sorella sa niente, Te mette la verità, mi devi credere. E poi, capito, io ho fatto analisi e controanalisi e per mia fortuna io non ho nessun tumore. Come mai potevamo andare in crociera sapendo che il mio migliore amico stava per morire? Non ci stavo più con la testa. E vabbè, vi credo. Ma se è andata così, i soldi della crociera, che fine hanno fatto? I 10.000 euro Sì. Li ho dati a... A chi li hai dati? Li ho dati a Federico, ecco. Ma si è trattato di un prestito, un prestito. Federico, che significa? E spiegaglielo tu che a me viene da piangere.